Allora, eccoci qua, siamo rientrati in studio, abbiamo fatto il cambio della prima fila dei nostri ospiti, quindi sentiremo anche un pochino di più delle voci appunto che abbiamo cambiato. Allora, presentiamo, sempre per quanto riguarda il sostegno a Massimo Bitonci Sindaco, abbiamo Marco Schiesaro. Buonasera Marco, grazie di essere ritornato qua nei nostri studi. A suo fianco Davide Meneghini, buonasera a tutti. Anche a te. Buonasera. Poi abbiamo Valentina Bano, è corretto? Sì. Perfetto, grazie a te. Di fianco allora Claudio Gori, che abbiamo avuto modo di sentire già in qualche intervento precedentemente. Alla mia sinistra invece abbiamo Valeria Boscolo. Buonasera. Grazie di essere qua. Luigi Tarzia. Buonasera. Buonasera. Tarzia, ecco, lo sbaglierò sempre. È rimasta Margherita Colonnello e poi invece si è aggiunto Daniele Giangiulio. Buonasera. Grazie anche a te allora di essere qui, che abbiamo presentato ai nostri telespettatori. Marco Schiesaro. Bitonci sì, ma voi avete già fatto l'apparentamento? Sì, sono felice di comunicare in anteprima ai telespettatori popolari Padova Civica e la coalizione di Maurizio Saia con totale coerenza non può che stare di qua della linea Maginot, come si dice, perché questo è un vero e proprio confronto elettorale che si basa su due modi di vedere la città. Di là, prima qualcuno diceva speranza, io di là dico carità. Cioè loro stanno consegnando la città o vogliono consegnare la città a coloro i quali l'hanno amministrata e ci hanno dato dopo 20 anni un risultato simile. L'8 giugno non è un voto amministrativo ma è un referendum. Volete che la città venga amministrata come voi oggi la vedete? Credete che quanto è stato fatto sia il massimo che la città possa sperare, oppure credete che tutto ciò che è stato fatto non sia sufficiente? Credete che la città così com'è è una città bella, pulita, dove gli ultimi sono finalmente i primi? Voi credete che le associazioni del terzo settore sia contento di questa città, di aver avuto un sindaco Rossi dopo e un Zanonato prima? Ecco, questo è un vero e proprio referendum, non c'entra Lega, non c'entrano Popolari, c'entrano due visioni di Padova. Noi non potevamo stare di là perché noi ci definiamo, non è vero che c'è solo la destra, non è vero che c'è solo il centrodestra, ma c'è anche tutto il centro di questa città che appoggia convintamente Bitonci. Appoggia convintamente Bitonci perché noi non potremo mai stare con coloro i quali madre e padre la chiamano genitore 1 e genitore 2. Non possiamo stare con coloro i quali appoggiano i centri sociali. Non possiamo stare con coloro i quali, come Fiore azzanna Ivo Rossi durante la campagna elettorale, non possiamo stare con la Ruffini che occupa le case popolari o gli alloggi, non possiamo stare con un ex assessore della giunta Rossi, Andrea Colasio, che diceva peste e corna dell'amministrazione, si è candidato sindaco, non si è mai dimesso e oggi per la carega rimane lì fermo. Noi l'8 giugno andiamo a votare perché questa gente qua la dobbiamo mandare a casa perché loro si spartiscono le careghe, come oggi è venuto fuori sul maggior giornale quotidiano locale, pensando già a chi farà il sindaco, il vice sindaco e tutte le careghe, ma siamo noi che con il nostro voto per 20 anni li abbiamo mantenuti e l'8 giugno li mandiamo a casa. Marco, quindi 3-4% cosa Solazzo, per cortesia, rimaniamo in un contesto democratico, parlano queste cose qui, parlano loro e Marco, Marco, per cortesia. Allora, ascolta una cosa, qui conduco io, non sei tu che devi dire chi parla e chi non parla. No, perché hanno il cattivo gusto di interrompere. No, beh, è stato fatto fino adesso anche da voi. Tu no, riconosco che questa sera sei stato buono, ok, però non sei tu che conduci la trasmissione, ok? Luigi Tarzia, rispondi tu? Sì, intanto io penso che la città che Padova abbia bisogno di un sindaco e non di un poliziotto o di uno sceriffo, abbia bisogno di un sindaco che abbia una competenza multidisciplinare e che anche in tema di sicurezza, che è l'argomento che avete trattato di più in questo mese, forse l'unico argomento, perché io ho letto anche quello che ha scritto Bitonci in tema di sicurezza, soltanto 15 righe. Vi volevo ricordare che la Civica ha scritto ben 11 pagine, Bitonci ha scritto 16 righe e ha copiato il decreto Maroni. 16 pagine. 16 righe, 16 righe.
c'è sul sito pubblicato, vai a vedere sulla lista civica, noi abbiamo scritto 11 pagine in tema di sicurezza. Guarda che su questo tema hai trovato pane per i tuoi denti, perché ho fatto un'esperienza molto importante e all'esperienza fatta sul campo ho aggiunto anche altre competenze. Allora, detto questo, io penso che la città abbia bisogno di un sindaco che abbia una competenza multidisciplinare e che anche in tema di sicurezza sappia coniugare politiche di repressione e di prevenzione. Ivo Rossi è la migliore persona che abbiamo su questo territorio, perché Padova deve guardare avanti, deve andare ci deve Ivo è la persona migliore che ci può trasportare in un contesto metropolitano dove noi possiamo sfruttare tutte le opportunità che il nostro territorio ci dà. Volevo interromperti un smettiamola momento. di parlare sempre di sicurezza, perché chi parla dei problemi della stazione molto probabilmente è stanziale a Cittadella, e mi meraviglio che una persona che fa il senatore della Repubblica, che va sempre a Roma e che io incontro in treno, non si meraviglia dei problemi di degrado che per esempio ha la stazione di Roma, che sono più o meno similari, ma lì i problemi che abbiamo in stazione sono provocati anche dagli italiani, e questo è il problema che ancora non si capisce. A Roma governate voi? No, non c'entra niente. Gli ultimi 6 ministri degli interni sono stati del centrodestra, ad eccezione di una breve parentesi di Amato. La legge sull'immigrazione porta il nome della legge Fini, Bossi-Fini. Quindi stiamo parlando di cose che non hanno senso. Il sindaco in città, in materia di sicurezza urbana, voi vendete il fumo alle persone, ha pochissime competenze. Il braccio operativo è del questore. Il sindaco, grazie al decreto Maroni, può fare qualche semplice ordinanza che il più delle volte è sottoposta a processi, a ricorsi giurisdizionali. Lo sai benissimo che anche queste che sono state fatte già sono oggetto di ricorsi, e questo è il problema principale. Allora, vogliamo risolvere la città ha alcuni problemi di degrado? Benissimo, è cambiato il tessuto sociale della nostra città, abbiamo 28.000 persone. Quando sono arrivato io in questa città non c'erano stranieri, adesso ce ne sono 28.000, gente che lavora e che ha la carta d'identità e che partecipa al nostro PIL del cittadino. Allora queste persone come li vogliamo trattare? Come delle persone soltanto come delle braccia o come delle persone umane? Quando guardano i nostri anziani vanno bene, quando invece smettono di guardare i nostri anziani alle 5 del pomeriggio non devono avere una vita sociale? Allora se non facciamo progetti, se non facciamo, no, io non ce l'ho con te, io voglio portare un contributo su questo tema, perché in tema di sicurezza in città ne sento di tutti i colori. Allora, siccome la legislazione nazionale è poco lungimirante, nessuno ha il potere di dire che ha la bacchetta magica. A me mi viene da ridere quando sento che Saglia diventa sindaco, voleva diventare sindaco, dove in 3 giorni sposta gli accattori. Ma dove li sposta? Che villa c'ha? Non capisco, dove li porta? Dove li porta? Ma se li spostiamo da Padova, e li portiamo ad Abano, noi creiamo un problema al sindaco di Abano. Se non facciamo progetti di corresponsabilità, coinvolgendo anche il terzo settore, come dicevi tu, noi non andiamo da nessuna parte. Fra 5 anni abbiamo, alla prossima campagna elettorale, dove io non ci sarò, discuterete gli stessi problemi. Se non si spostano soldi, facciamo rispondere. No, volevo concludere, poi mi taccio. Volevo dire solo questo, che siccome anche in tema, scusami un attimo, tu sei stata prima in prima fila, hai parlato, adesso parlo io, poi intervieni. Volevo dire solo una cosa. No, perché volevo chiarire anche questo, che in tema di sicurezza c'è anche qui un po' di confusione. La potestà organizzatoria, in base all'articolo 117 della Costituzione, è della regione, ok? I soldi all'ente locale li mette a disposizione della regione. Nel 2012 e nel 2013 la regione ha messo soldi pari a 0. Teniamo conto che il comune di Padova ha problemi anche di stabilità, con la legge di stabilità gli impongono determinate regole, per cui se noi in città non facciamo un progetto serio e stabiliamo che il problema è quello della sicurezza e non spostiamo risorse su quel settore facendo economia, anche avendo il coraggio di fare dei tagli purtroppo sul welfare, su altre cose, oppure ottimizzando la spesa, noi il problema, facendo prossimità con i vigili urbani, non lo risolveremo mai in questa città, dove abbiamo alcuni problemi. Stazione, portello, ma al portello perché c'è... Facciamo parlare anche gli altri, cosa dici? Sì, prego. Grazie, abbiamo capito l'enfasi. Però siete in tanti, devo far parlare anche gli altri, abbi pazienza. No, ma il mio è un contributo, questo volevo... Prego, dopo. Porto la mia testimonianza, dico, abbiamo chiesto tantissime volte come comitato di quartiere, i vigili di quartiere,
che sono importantissimi perché passano dai commercianti, sentono la segnalazione degli anziani, proprio perché gli anziani aspetta un momento, hanno il diritto di uscire il pomeriggio, di essere sicuri. Non Alessandra, avete toccato il microfono? Prova a guardare se è acceso perché non ti sentono. Fammelo vedere, aspetta. Intanto Davide Meneghini, fammi vedere Buonasera intanto. a tutti. Appunto, Allora, prova a rispondere tu un po'. io appunto sostengo la coalizione di Massimo Bitonci. Massimo Bitonci è diventato leader di centrodestra a Padova. È un leader comunque carismatico, una persona che ha vinto per la sua lista civica, che ha superato il 16%, a differenza della lista di Ivo Rossi che raggiunge il 5%, insomma, quindi già questo la persona, già da questo punto di vista ha vinto. La lista civica di Massimo Bitonci si basa sulle persone che comunque che hanno un'idea di centrodestra, ma che non sono per forza della Lega, magari ci sono anche persone della Lega, ma ci sono anche persone che comunque hanno visto in Massimo Bitonci c'è una anche persona... Forza Italia 16%. Ma perché mi stai interrompendo tu, scusami? No, Sto parlando di precisare. Non so, fammi finire, Chiedo no? scusa a Marco prima. E allora stavo dicendo appunto, Massimo, abbiamo trovato questa persona che comunque è valida, una persona che comunque ha un'esperienza appunto amministrativa ma anche romana e quindi ha informazioni diciamo ad ampio spettro, una persona che veramente ha partito dal gradino più basso della politica italiana come consigliere comunale della Cittadella e è arrivato capogruppo al Senato della Lega Nord, quindi una persona che veramente conosce, riesce a parlare con le persone di alto livello, con le persone più povere, con le persone più in difficoltà. Questa è una cosa che purtroppo la sinistra non ho mai visto. Io sono passato nelle case popolari di via Bofferio e ho visto case ATER libere in cui c'è veramente una domanda altissima di persone che veramente ne hanno bisogno, italiani soprattutto, e ci sono anche degli immigrati che, tra virgolette, sono trasferiti nel loro paese d'origine e hanno comunque rimangono, tra virgolette, titolari della casa in cui sono adesso. Questo cosa vuol dire? Ma cosa mi stai interrompendo? Scusi, sto parlando di cose serie, anche fatti alla mano. Di fatti alla mano sto parlando. Scusa, ma queste sono cose gravissime che stai dicendo. Cioè stai dicendo che qualche funzionario a livello comunale sta dormendo. Intanto le sta altre... dormendo, sì, gliela porto io. Gliela porto, infatti venga con me via Proferio, che sa neanche dov'è Ma l'Ater con me. che cos'è se non un'agenzia regionale? Ho capito, ma e l'assessore... Bitonci chi è? Si Se confondono non le l'altro ieri che competenze. diceva Roma, Confondete ladrona, le eccetera, competenze eccetera, ogni volta. e andiamo avanti a dire esperienza Sono romana, case popolari, case del comune si chiamano. Daniele Ruffini ovviamente ne ha consegnate tante. Case Anzi, popolari e la gestione dell'Ater. non solo. No, sono case del comune e dell'Ater e la gestione di quegli appartamenti è data all'Ater, che è un'agenzia regionale, e praticamente ci sono tutto un insieme di criteri fatti e cambiati dalla giunta Zaia per quanto riguarda, è vero Marco, questo li ha cambiati 2 anni fa con una legge regionale per fare le graduatorie in maniera diversa. Poi lamentiamoci, è un problema vero, non sto dicendo che non è un problema vero, perché il problema della casa è un problema, però E loro dicono la diamo prima agli italiani, questo è quello che dicono loro. Tullio, scusa. Non scarichiamo le responsabilità, perché è facile allora dire è colpa tua, è colpa tua, è colpa di quell'altro. Cerchiamo invece, come è la prospettiva nostra, di rimboccarci le maniche e di cercare di risolvere i problemi. L'Ater è un'agenzia che non funziona per tutto un insieme di cose, come abbiamo visto per l'omologo della Lombardia. Quindi cerchiamo di cambiare le cose, ma chi ha il boccino in mano è la giunta regionale, quindi non sarò mica io che devo andare da Zaia. Fermati Giuseppe. Allora, Riccardo, una battuta veloce perché abbiamo mezz'ora e voglio far parlare le persone che ho qua. Caro Giuseppe, volevo dirti soltanto una cosa, che abbiamo molte case popolari che sono occupate da non padovani. Noi la prima cosa che faremo, lo voglio dire ai nostri padovani che sono in ascolto, immetteremo nella graduatoria l'indice della residenza. Con questo daremo le case del comune prima ai nostri padovani e dopo ai signorini che vengono qui a vagabondare nella stazione, a far danni a Padova e tante altre belle cose. Grazie. Grazie. Poi vendiamo le case dell'Ater per pagare... Tommaso, non ti sente nessuno se parli senza... Scusate, poi vendiamo le case dell'Ater per pagare la multa dell'Unione Europea, visto che abbiamo violato il diritto comunitario. No, non lo so. Un po' di preparazione, diciamo cose sensate. Dicono cose che non possono fare, dai. Allora, io volevo invece tornare un attimo sul tema della sicurezza che ha affrontato con grande enfasi in apertura Luigi Tarzia. Claudio Gori, qua uno degli appunti che è stato fatto proprio a Ivo Rossi è stato quello di aver fatto le ordinanze all'ultimo momento e di avere anche, essere stato al governo della città per tanti anni.
e si è arrivati solo ora. No, scusa, devo intervenire perché non è vero che ha fatto le ordinanze all'ultimo momento, ma anche tu che conduci la trasmissione devi dire le cose, come stanno. Scusa, però dai, sono venuto, ascolta, io ho detto, ascolta, lei non è neanche giovane, se è vuoi che venuta la facciamo una trasmissione per discussione giovani. seria sul tema, Lei non è neanche giovane. allora la domanda va fatta in tempi, la domanda va posta in maniera diversa, perché le ordinanze Anche Tarzio vuole fare conduttore. Allora tu decidi chi parla, lui fa le domande, io vado fuori e vi arrangiate voi, va bene? Io e te possiamo andare via, Io ho detto che è stato un appunto che è stato fatto a Ivo Rossi, non ho detto che è stato così, ma uno degli appunti. Chiedo scusa. O no? Basta ascoltare. Prego. Claudio. Accetto le scuse. Allora, farò l'ignorante della situazione perché sembra che la cultura, la sapienza sia tutta dall'altra parte. Allora, il discorso era degli apparentamenti. Mi dispiace, io sono inferiore a lei, lo riconosco. Ma guarda che io non ho detto questa cosa. Infatti la sua comunicazione non verbale lo esprime. Allora, torniamo al discorso e poi gli insegno cosa vuol dire. Allora, torniamo al discorso degli apparentamenti. Lo faccio anche gratis. Torniamo agli apparentamenti che ci possono essere o che sono già avvenuti, ho sentito negli ultimi minuti, tra Bitonci, eventualmente Saia, oppure Padova 2020, e Fiore risponderà per Padova 2020, loro hanno le loro idee, io non metto bocca su questo. Posso soltanto dire che mi sembra un passaggio eventualmente naturale per Padova 2020 se trova degli accordi con Ivo Rossi, perché sono tutti e due di sinistra o centrosinistra. Così come trovo naturale l'eventuale apparentamento tra Saia e Bitonci, per il quale io corro e in cui credo. Allora, la sicurezza, Padova non è che la sicurezza deve essere una soluzione repressiva, può essere anche preventiva. Per esempio, i vigili nei quartieri, io i vigili li vedo soltanto in alcune zone e per fare multe. Quando i vigili stessi, parlando con alcuni vigili, si sentono un po' loro repressi, perché sono soltanto messi lì a far multe e basta. Oppure, in Piazzale Stazione, come in altri momenti della giornata, soltanto a dirigere il traffico per far attraversare i pedoni e basta. Io Piazzale della Stazione la vivo 3-4 giornate quasi piene a settimana. Il degrado c'è. Forse chi non la vive non ha mai visto le bottigliate in testa sotto i portici. Forse non ha mai visto per me sono due container, uno dove c'è l'ufficio informazioni e più che altro la biglietteria APS e l'altro che è verso la Sita, che praticamente è chiuso da quando è stato costruito. E alla Sala Corsa non c'è niente. Poi arriviamo anche a quello. No, quello lo dovresti mettere per prima. No, io lo metto dove mi pare. Ok. Primo. Secondo, lei mi è andato dopo le 22 dietro quel container che sarà costato qualche centinaia di migliaia di euro a vedere chi si infila al lago nel braccio? 16 anni, 18 anni. La sala corse? Io non sono proprio favorevole ai giochi a pagamento e alle scommesse. Io a queste cose qua non ci credo, perché o vengono regolamentate fortemente e le vincite non devono essere in denaro, per il mio pensiero. Secondo, bisogna anche limitarne il rilascio delle autorizzazioni, parlo in generale anche a livello nazionale, perché riduce soltanto le famiglie a rovinarsi e basta. Basta vedere chi prende la pensione e poi anche le signorine un po' più vecchine vanno a giocarsi alle slot machine nella speranza di aumentare qualche entrata. Quindi sicurezza vuol dire anche prevenzione, e sicurezza vuol dire prevenzione non soltanto, poi concludo, nei confronti della criminalità, ma veramente nell'uso anche dell'alcol illogico. Non è il cartellino che viene appiccicato al lampione, zona 2 km quadrati, vietato bere alcol, che quando poi in Prato della Valle arrivano centinaia se non migliaia di ragazzi che si ubriacano. Io sono andato a vedere, si ubriacano, li vedete vagare, l'unica cosa che li regge in piedi è lo zainetto che fa da contrappeso, vomitano sui prati, e poi andate a vedere quanti spinelli si accendono. Allora, è vero che magari 1500 persone non si possono fermare in questo modo, però prevenzione vuol dire pure, siccome non posso fermarne 1500, ogni volta che c'è questo tipo di evento, che non mi sembra che sia stato tra l'altro rilasciata alcuna autorizzazione, va bene, ne prendiamo 50, 60, chi lorda per terra, chi è ubriaco, chi dà fastidio alle persone, quei 50 li porti, li schedi in questura, lo fa il secondo anno, lo fa il terzo anno, finché capisci che a Padova una cosa del genere non si può fare. Ti fermo un attimo che abbiamo un telespettatore in linea. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome per cortesia. Buonasera, io sono da Padova, sono il signor Orlando. Buonasera signor Orlando. Prego. Buonasera, quello che stava parlando prima il signor
Gori per il discorso del Parco dei Faggi. Niente, io volevo solo precisare una cosa, mi dispiace di rompervi le scatole perché so che siete impegnati su cose molto importanti, però io sto chiedendo un altro appello mio, Prego. una richiesta gentilmente a tutti voi presenti, sia dalla parte di Bitonci, dalla parte di Ivo Rossi e tante altre persone, specialmente le persone dalla parte di Ivo Rossi che mi aveva promesso soprattutto il portavoce e direttamente anche Ivo Rossi di persona che mi avrebbe dato una mano quando mancava quasi alla fine del fine mandato coi voucher del lavoro. Io chiedo gentilmente a voi signori, a tutti quanti, vi chiedo gentilmente se mi potete dare un aiuto. Il signor Gori non ha fatto niente per me, in senso che lo abbia corrotto, che lo abbia fatto, le abbia parlato, l'ho solo conosciuto in quel momento che ero di passaggio e l'ho chiesto a lui se poteva darmi una mano di vedere se poteva, come l'ho chiesto a Ivo Rossi, ho chiesto anche al signor Gori se mi potevate dare una mano, perché la mia disperazione si fa sempre più grande, ve lo chiedo in ginocchio cari signori, perché ormai sono stanco, cioè purtroppo non ho speranze, io ero contentissimo di lavorare con 630 euro al mese, mi sentivo un uomo attivo, vivace, di nuovo mi sembrava di essere rinato, di non aver più bisogno di chiedere il sussidio del comune di Padova, dall'assistente sociale che mi sta seguendo tuttora, e lei mi ha detto: Orlando, sia fiduciosa, dai che verrà a buon fine tutto quanto, andrà tutto bene. Anche l'assistente di Volta Barozzo mi apprezza, mi vuole bene perché ha visto che io ho tolto il degrado, tutte le siringhe che c'erano nel parco, la pulizia, l'ordine. I bambini, le mamme, le nonne sono soddisfatte di me perché vedono che c'è un controllo, tutto qua. Allora, voi signori, volete togliere una persona, non dico io, qualsiasi altra persona che c'è nel parco, volete togliere persone che possono, prima cosa, dare sicurezza, dare la pulizia nel parco pubblico e dare anche la tranquillità ai cittadini di Padova. E allora io vi chiedo solo esclusivamente questa grossa cortesia a voi signori, per piacere, non chiedo tanto, non voglio, io vengo a lavorare anche per 400 euro al mese, ve lo faccio volentieri, ma voglio essere un uomo con la dignità e la voglia di lavorare onestamente. Io non sono il classico tipo che vada a fare lo spacciatore, il delinquente, io mi spacco anche la sera 20 ore al giorno, però lo voglio fare e voglio sentirmi un uomo realizzato, non dipendere dai servizi sociali, non voglio dipendere dal comune perché il comune ha già i suoi problemi, e allora datemi questa opportunità che se si vuole si può dare una mano, perché come la gente che lavora dentro il Palazzo Moroni, se fosse al posto mio magari c'è il figlio, lo si potrebbe mettere dentro, perché magari conosce Tizio, Caio, Saprò. Io chiedo solo gentilmente di potermi dare una mano, non vi chiedo troppo, vi chiedo solo questo, ne sarò grato se voi mi fate questo gesto, solo questo e non ho altro da aggiungere. E Certo. per il discorso della sicurezza di Padova concordo sia con le istituzioni di Bitonci o con l'istituzione di Ivo Rossi che ci deve essere veramente un po' più di ordine, perché anch'io quelle volte che passo all'Arcella per trovare un signore che abita da quelle zone è veramente da aver paura, io che sono uomo, passare sopra i cavalcavia di Borgomagno e tanti altri posti. Basta, io non ho nient'altro da Grazie. dire, vi chiedo grazie di tutti e grazie di tutte le persone che sono lì presenti. Grazie, grazie a lei. Lo aiuteremo insieme, Grazie. senza colori, se siete disponibili. Quindi, inutile poi gli sberleffi dietro. Sta parlando una persona che è disperata e poi vedo dal signor mister 5 lauree, vedo degli spuffetti così col viso. Stiamo parlando di una... No, del resto sono anche telefonate che abbiamo ricevuto spesso questi ultimi Io chiedo mesi. solo, ora a parte gli scherzi e lasciamo stare le battutine, ci sono va molte bene. situazioni di Lasciamo- grande difficoltà. Tu non hai l'obbligo di leggere il nostro programma, però io ho avuto il buon Certo. senso di andare a leggere Finisco il la vostro. frase, poi... No, se tu poi- vai a leggere quello che noi abbiamo detto dei che processi avete di detto? mediazione e di Infatti ho visto la inclusione, pratica. non avresti fatto questa battuta di cattivo gusto. Ma quali Perché battute? Ma voi perché avete si il fa gusto sicurezza, assoluto, fino a quando non ma tutti vergognatevi, qua- è 6 mesi che Aspetta, cerca il no, sindaco, mi fai dire una aiutiamolo, cosa, mi fai poi dire una faccio le cosa. sue battute sul cattivo gusto. mi fai dire una cosa, guarda che sono stavo 6 mesi. finendo io, mi ha interrotto No, lei, mi fai dire una cosa. e mi dà del tuo, ti do del lei. No, io ti posso dare anche del tuo. E dammi del lei. Ti do del lei. Preferibilmente, se Sì, c'è. certo, Bene. no, volevo dirti solamente questo. Volevo dirle solamente questo. Grazie. Ecco, che in tema di sicurezza, no? Giustamente tu parlavi prima di prevenzione.
Se non facciamo progetti in città che aiutano... Avete avuto 10 anni per fare i progetti? Io mi sono candidato adesso, non mi devi ci si candida ogni 5 anni per dire quello che uno vuole fare nei prossimi 5 anni. Tu non mi devi parlare del passato. Io mi sto impegnando in questo progetto da settembre. Io parlo di quello che voglio. Io parlo di me. Io parlo in E generale ho deciso di fare questa cosa a fianco a Ivo Rossi. Questa non è una trasmissione su di lei. È una questione di persone. Non è una questione trasmissione di su di lei. competenze. Esatto. Tu hai deciso di farlo accanto a Bitonci e sei libero di farlo. Però Tu di hai cosa una stiamo scelta parlando? legittima. Ma io non ho detto niente su questo. Allora? Io stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di sicurezza e ti ho detto che la cosa, siccome non hai letto quello che abbiamo scritto noi. Questo lo sta dicendo lei senza saperlo. Lei ipotizza No. che io non ho letto. Allora, se ha letto, così va bene. avrà visto che la cosa più importante su questo tema è la prevenzione e sono i progetti. Se non aiutiamo le persone che stanno ai margini della nostra società, e non mi riferisco soltanto, quando parlo di sicurezza, più o meno le misure dei diversi sindaci che si sono candidati a governare la città sono più o meno similari. Tutti vogliamo più telecamere, tutti vogliamo più prossimità dei vigili urbani, tutti vogliamo più controlli, tutte misure più o meno che si distinguono un po', il coinvolgimento della protezione civile, dell'arma dei carabinieri, del terzo settore, come prima dicevo, sono più o meno similari, ma il problema è l'approccio al tema che è diverso. Si fa sicurezza stando uno accanto agli altri, non dividendo le persone. Voi in città volete creare le trincee e la trincea porta allo scontro. Se non si fanno progetti di corresponsabilità e non si aiuta la gente, con piacere che anche lei ha letto il programma di Massimo Bitonci. No, io ho letto quello di Massimo Bitonci che ha elencato il decreto Varoni, dicendo quello che vuole fare, ordinanza antispaccio, antiprostituzione, certo. Ma le misure come le fa? Come le fa? Dove trova i soldi? Ma se il governo io ho fatto una proposta per la città. Io ho fatto una proposta per la città. Uno alla volta, dai. Volevo dire questo. Io ho fatto una proposta. Abbiamo capito. Sì. Dai. Allora. No, dicevo, noto con piacere che anche il signore ha letto lo stesso programma, che forse se sbagliato era quello di Massimo Bitonci, perché non penso che Massimo Bitonci sia a favore della criminalità, dello spaccio di droga oppure di chissà che cos'altro. Quindi se voi riconoscete questo, vuol dire che insieme la pensiamo allo stesso modo, automaticamente state riconoscendo il problema della sicurezza su Padova. Se in 10 anni non è stata migliorata, perché l'assessore Massimo Carrai, sorrida, per fortuna che è una trasmissione simpatica, allora, se l'assessore Massimo Carrai più volte ha detto e ha scritto che si tratta di una percezione di sicurezza... Tu stai ingannando le persone. Vabbè, sempre io. Io sto ingannando le persone, ma si legga i giornali, interviste dirette a Massimo Carrai, ex assessore. Sì, vabbè Marco, dai, vabbè, io sbaglio a dare i nomi e lui continua a darmi del tu. Prego. Ti lascio spazio, tanto parla solo lui. No, io non devo parlare. No, per forza, Giulio parla solo lei. Facciamo parlare anche gli altri per piacere. Devo dire una cosa, perché nel mentre di questa discussione molto accesa, forse un passaggio passato un po' sottovoce. Perché la percezione della sicurezza che vogliono darci loro è quella della schedatura. Prima il signore ha detto che i ragazzi che vanno al botteglione devono essere presi e schedati. No, quelli ubriachi che disturbano le persone. Capisco che quella è una questione aperta, caschi, però certi fenomeni vanno gestiti. Sì. E vanno gestiti con l'ascolto, col dialogo, con quelle persone che si fanno promotori di quegli eventi, perché con la repressione non si ottiene nulla. Ho detto di reprimere? Ho detto prima ha detto di schedare le persone. Capisco che queste idee stanno circolando tanto dalla vostra parte, visto che anche guarda, io non schedo nessuno, guarda che sono l'uomo di destra più democratico del mondo, 3/4 dei miei amici sono tutti estrema sinistra e andiamo d'accordo, si chiacchiera su tutto. Allora, ho detto di schedare le persone. No, ha detto rispiego di perché magari no, ho usato la parola schedare. Non mi sì. No. Ho detto le persone ubriache che non si reggono in piedi e che rischiano per sé e potrebbero far male involontariamente agli altri, si portano al comando dei vigili, li facciamo sbollire lì e poi si rilasciano, mica un reato criminale penale. Allora, non ho detto la schedatura è una cosa molto pericolosa. Identificate. È una cosa molto pericolosa. Questo è il sintomo della vostra idea di città. Ma tu forse io ho l'idea, te la dico io qual è la mia idea. Una città che ha paura di sé. Noi siamo per la speranza, siamo per una città aperta, una città dove vengono repressi i reati penali commessi da chiunque. Quindi non mi state a dire stranieri o non stranieri.
ci sono stranieri che lavorano regolarmente e altri che sono qui. Ma chi è che non vuole la repressione di queste cose? Ma che forse io voglio la repressione? Ma forse c'è, bisogna fare una distinzione. Anche noi, cioè io lo do per scontato che noi siamo contro l'immigrazione clandestina, chi viene qua crea problemi, ma questo è un problema già scontato. Trattare la sicurezza soltanto su questo tema, scusami, ma te lo dico, è da provinciale. Devi creare dei progetti, devi spostare fondi, è provinciale limitarsi soltanto a parlare del Borgomagno. L'ho capito o non l'ho capito? Siamo due provinciali. No, ma non è questo, è limitativo, non risolviamo i problemi. Intanto se ce l'avessero risolto sarebbe stata una gran cosa. Lo sta quasi risolvendo. Ma perché non diciamo la verità sul Borgomagno, che ci sono 5 proprietari italiani che sono stati attaccati solo alla rendita e 5 persone hanno guadagnato e gli altri invece creano disagio. No, questo bisogna dire, questo bisogna dire. Se ci fosse la capacità di capire che non hanno solo uno una alla verità in volta, dagli il microfono, prego. Buonasera. Allora, io ci dici il tuo nome per cortesia? Il tuo nome? Simone. Ho vissuto in piazza Mazzini, angolo via Trieste, per ben 26 anni e siamo dovuti scappare. Se lei va a vedere adesso, dato che parla del Cavalcavia Borgomagno, va a vedere adesso tutti i palazzoni di piazza De Gasperi, via Trieste, sono tutti vuoti. Sono tutti vuoti perché la gente è scappata da di là. Ma lei la sicurezza non la intende perché lei parla da politico, non parla da cittadino. Mi scusi, mi fa finire. Poi posso rispondere? Sì, però dovete essere brevi perché ci sono persone che devono ancora parlare. Lei la vive da politico la sicurezza per la strada. Perché se lei avesse una madre di 80 anni non la farebbe andare via in giro alla sera a fare la spesa al fruttivendolo perché la accompagnerebbe. Invece voi avete iniziato con i kebabari, con i ristoranti cinesi e con tutto il resto che vi interessa a voi. E se questa è la sicurezza, si ricordi bene che Piazzale Stazione l'avete voluta voi, così com'è. Via Cairoli l'avete voluta voi, così com'è. Piazza Mazzini, Piazza De Gasperi e la piazza dietro ancora con Piazzale Boschetti l'avete voluta voi, così com'è. E non avete fatto niente per 10 e 15 anni che avete governato. Salve, scusi, un attimo, facciamo rispondere. Tu sei Anna Abate. Prego. Sono seduta per me lo stesso, insomma, è come se fossi in prima fila. Certo. Intanto volevo ricordare che con Ivo Rossi ci siamo candidate un sacco di giovani e ragazzi e ragazze alla prima esperienza, alla prima candidatura, quindi trovo... ed è per quello che siete qua. Ed è per quello la transizione si chiama gioventù. Non solo anche per una questione, non è una questione signore davanti non so cosa faccia, è quello che ha parlato più di tutti e meno giovani di tutti. Buoni? Prima esperienza, se sono 20 anni non vanno bene, se la prima esperienza non va bene, direi che più offensivo di così non riesco a trovarlo. A parte interrompere le persone che per la prima volta, dopo un'ora e mezza di silenzio e di ascolto di entrambe, di tutto quello che avete detto, parlano. Comunque ci siamo presentati, abbiamo idee anche noi per il cambiamento della città, proprio perché portiamo idee e temi con la nostra visione. E quindi non mi piace pensare al passato di Padova, ma voglio parlare del futuro. Io personalmente mi occupo di progettazione partecipata e quindi rispondo al ragazzo che ha parlato adesso. Certo. E ritengo che con la progettazione partecipata si possa dare una risposta in termini di territorialità. Non so se sapete che cos'è, lo spiego un attimo anche per chi ci segue da casa, che magari può avere interesse rispetto a questo tema. La progettazione partecipata è quando i cittadini, insieme all'amministrazione, decidono insieme a metodi che si usano nei paesi anglosassoni come in Italia, e quindi sono dei metodi garantiti, sono dei percorsi che durano mesi di dialogo con i cittadini, dove si va a costruire il territorio, le proposte e si parla dei temi con la cittadinanza. Questo è un modo per rendere vivi i quartieri, per fare ascolto della cittadinanza. Dai Marco, Scusami? No. Allora, non siamo per l'ascolto dei cittadini. Beh, è bene che si sappia che Ivo è per l'ascolto della cittadinanza e che
peccato che non lo abbia mai fatto, perché la partecipazione è una cosa Ma se Palazzo Morona ormai è la muffa, perché è sempre non è chiuso con le dentro. assemblee che si possono decidere le cose, ma con i biciclettaro metodi, e i dell'ultimo metodi periodo. per poter essere democratici devono avere una loro scientificità, perché sennò succede come in questa stanza, signori miei, che tutti urlano, tutti parlano, nessuno rispetta l'altro, e questa a casa mia non è democrazia. Però grazie, un momento. Quindi. No, non posso ascoltare più nessuno. Dunque, ho il sondaggio da vedere, per cortesia, se la regia lo propone, visto che ormai siamo verso la fine della trasmissione, vediamo se la regia lo propone. Non lo vediamo, eccoci qua. Queste sono le percentuali delle telefonate che sono arrivate fino a questo momento. Andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo e poi andiamo fino alla fine della trasmissione di Gioventù Politica, tra poco.